Sì, volentieri. Guardi, come dicevo prima, noi siamo una banca di credito locale e la nostra vocazione non è quella della investment bank o della merchant bank, eccetera, ma abbiamo sentito per le esigenze di questo territorio la necessità di proporci e di dare assistenza alle nuove iniziative, alle start-up, ma non solo alle start-up, anche comunque a chi intraprende una qualche iniziativa ex novo, di dare un supporto di ordine creditizio. Abbiamo trovato la collaborazione e l'assistenza da parte delle associazioni commercianti e delle associazioni degli artigiani con i rispettivi confidi. Abbiamo elaborato questo progetto che prevede la possibilità di esaminare queste idee, di dare un contenuto, di assisterle nella loro messa in opera. La banca interviene con un plafond di 1 milione di euro, ma non è assolutamente un limite, perché può essere, se avremo delle richieste abbondantemente superato. Il livello di garanzia è al 50%, di tutela del rischio del 50% della banca e il 50% dei confidi, dei consorzi. Diciamo che è una iniziativa, come dire, di sprone per dare una spinta a quelle che sono le esigenze e le necessità del territorio e ci auguriamo che possa trovare risultato e possa avere successo. Presidente, se ne discute da tempo, ci sono state diverse iniziative, però spesso le aziende, le piccole aziende, lamentano la difficoltà di accesso al credito. È ancora così? Io mi auguro di no, diciamo che la banca è aperta e la banca è disponibile a valutare tutte queste iniziative e dare risposte a tutte le richieste di credito. L'iniziativa di oggi va esattamente in senso contrario a questo tipo di segnalazione che lei ci fa.